Altra tappa, altro regalo direi. Siamo in compagnia della signora Nicoletta Pasin, del ristorante la Pasina di La Dossoni. Pasina. E voi qui siete con un risotto, direi un po' un classico, no? Autunnale il risotto. Ma come lo ha inventato questo risotto? Allora, questa volta abbiamo voluto farlo chiaramente con il radicchio di Treviso, poi utilizzeremo un gorgonzola dolce e infine dell'aceto balsamico. Questo per creare proprio un po' di contrasto, un po' di vivacità in bocca. E poi ho letto qui una cosa che mi ha lasciato incuriosito. Supposte Pasina. Ma cosa sono queste supposte? Lo spiego. Averle queste supposte? Sì, averle. Allora, praticamente sono state la storia della Pasina Vecchia, perché noi prima eravamo in un altro locale, molto piccolino, dove abbiamo cominciato come osteria proprio di una volta e si facevano le supposte, che non è altro che del pane a forma di supposta, come vede, con del burro e due filetti di acciuga all'interno e tutti venivano per questa supposta, bevevano l'ombretta e la supposta della Pasina. Un po' come dire il cicchetto, un po' come in altre parti, questa era la vostra particolarità di metà mattina che... Esattamente, o del di proprio anni pomeriggio. fa, molti anni fa, adesso non più. Mentre qui abbiamo un biscotto di una cialda, diciamo, di parmigiano a mo' di biscotto, quindi molto croccante, con una casatella freschissima, dove all'interno abbiamo messo del radicchio appena condito con olio e sale e semplicemente poi viene messo dell'olio al melograno. Una cosa molto semplice ma graziosa al palato. Ricordiamo dov'è il vostro locale, il vostro ristorante. Certo, noi siamo a Dosson di Casiere, che sono a 3 passi da Treviso, sono 3 chilometri circa. E quindi secondo me andare a provare la supposta Assolutamente ne vale la sì, pena. certo. Chiudiamo con l'abbinamento, che ho visto che c'è un abbinamento che serve anche un po' per pulire forse un po' la bocca. Esattamente, sì, un po' per sgrassare. Una cosa curiosa che piace anche alle donne, secondo me, che è questo vino. Un rosé, è un rosé. St. Thomas si chiama, dell'azienda Santomè di Biancade, ed è un nostro amico che ha una cantina molto bella e che offre dei vini molto interessanti. Abbiamo cercato così di accontentare un po' anche le donne e non solo, anche come ha detto lei giustamente, sgrassare un po' la bocca. Naturalmente questa proposta la trovano anche nel vostro ristorante, nella carta dei vini. Sì, certo, sì, sempre. Buona continuazione.